Ma ti pare che vado in camper fino a Gallipoli? C'è l'autobus? Ah, ecco, no, appunto una cosa che forse non ho mai detto, a parte che vabbè, forse anche uno la dà per sottointesa, no? Ci si arriva. Io lo chiamo scherzosamente pulmin, ma se tu guardi i pulmini, quelli che portano le persone, sono quasi tutti Mercedes Sprinter, quindi fate a caso. La maglietta che mi ha regalato Giacomo al compleanno non è la S di Superman, ma è la S di Singano. 100 euro, grazie. Lezioni per fare un antistress. Tu sai. Avete una mamma? Una fidanzata? Voi prendete così? Lì e si tocca lì, proprio lì. Antistress. È bello. È morbido. 50 euro, bello. Dimmi. È morbido, liscio, schifoso. È schifoso. No, proprio molliccio, molliccio. È molliccio. No, E poi guardate. Qua. Ah, là. Qua le rovine, guarda. A Memo ragazzi, se dovete andare a Gallipoli dal campeggio è strasconsigliato farlo in bicicletta. C'è chi ci ha provato e poi è tornato indietro, ci hanno raccontato. Effettivamente la strada è molto pericolosa e per nulla illuminata. Giacomo, l'arte di addormentarsi in piedi su un autobus. Dopo aver effettuato lo smontamento nella stazione degli autobus, chiedi sempre all'autista l'orario del ritorno e tutto quanto, ti giri, troverai una rotonda, non è una rotonda sul mare, però è vicino al mare, alla rotonda a sinistra e dopo sempre dritti di là abbiamo il Gallipoli. Esistono ancora le Buffalo. Sai che a me piacciono ste robe. Tantissimi bei negozi e tantissime belle toppe. La via verso quanti bei negozi, quante belle gelaterie. Adesso ti faccio fare un po' di periferia, se no dopo ti abituo troppo bene. È veramente lunghissima. E i localini che io avevo scelto sono proprio chiamiamola isola, ossia la parte finale dove c'è questo ponticellino dove attraversi, hai capito, e arrivi lì. Adesso Alessia ha detto: ma dai che andiamo a riva al mare, sai il posto fa aperitivo, e io: sì padrona, va bene padrona, andiamo a fare aperitivo. Ci porta lui verso il cibo buono. Hai sentito il cibo buono? Bene, bene, bravo Pampino. Ho fiutato male. No, mi sa che invece vedi in fronte mare non c'è praticamente nulla e il bello ce l'hai proprio nel centro. Sì, ok, bello, facciamo adesso un attimo una passeggiatina giù, però non c'è nulla come locale a fare aperitivo. Ah ragazzo, se per caso ti dovesse venire in mente di noleggiare una bicicletta o un monopattino elettrico, sappi che è un'ottima idea, non sbagli, vai tranquillo. Il tramonto, il sunset. No, beh, scusa, ti facevo prima i monopattini e bici perché io oggi ho notato un casino, quindi sono distrutto. Dopo il tramonto un po' in periferia te la pingi. Mi piace tantissimo Gallipoli, peccato che sono cotto e sono qua con la GoPro perché la Sony, come molti sanno, è in assistenza, quindi tra il non far niente e fare un video da cotti con la GoPro capirai che... Wow, guarda che roba! Ragazzo, guarda che strana. Giacomo, hai visto? Guarda che c'è anche la piazza col dildo enorme, che forte. Qua il camper con tutta la roba per i concerti. Wow, è stranissima da vedere, bella. Che storia. Il tetto è impressionante veramente, dal vivo è bellissimo da vedere. Bellissimo, bellissimo veramente. A parte il pavimento, il marmo, il resto ti lascia perché è strano. Bellissimo. E niente Luna Park. È stanco se c'è Luna Park? No, allora no. Non sei più stanco? Ma che magie! Io avevo accuratamente scelto i locali ma sono ancora troppo lontani, quindi intanto pausa qui, aperitivo veloce. Bello, i terralini intrecciati. Dobbiamo ancora iniziare, ma questa roba me la sono sognata in ospedale quando non potevo mandare giù neanche uno yogurt.
io là mi studiavo sul telefonino tutte le puzzerie, le pizzerie, i ristoranti. Ho detto no, quando esco all'ospedale che mi rimetto mi distruggo cazzo di cibo. E adesso è quello che sto facendo. Aspetta Italia, perché mi sono accorto della bellezza di questa ragazza con questi occhi così chiari. Volevo dire azzurri, ma dopo mi arriva dopo papini perché sono verdi, hai capito? Quindi sta sempre attento, non sta mai a dire colori, fidate. Parla della bellezza, cioè di roba in generale, generalizza sempre, ok? E dopo basta, è fatta. Qua c'è il giardino, facciamo io seguito. No. Minero sindaco e Singano presidente. Buongiorno signor Fufo, che fa la guardia. Caro, possiamo accarezzare il signor Fufo? Stupenda, tanta roba da mangiare in Italia, quindi per me è un po' il mio paradiso, no? Certo che vabbè, noi non ci facciamo problemi perché siamo in vacanza, però sto detto che in Puglia paghi meno non è vero proprio un cazzo, anzi vieni a Jesolo se vuoi pagare meno, porca miseria. Facciamo un locale da giovani, giovani. Guarda le poltrone. Le poltrone giovani, guarda le poltrone giovani in Italia, molto giovani. Ok, ti sei ciucciato l'antipastino, ora arriva il main course, ossia il vero centro di Gallipoli, collegato alla terraferma tramite questo ponticellino qua che tu vedi. E ragazzi, a me ste robe riempiono il cuore perché sono quelle città, in senso buono ovviamente, spero che tutti capiscano, che sono rimaste indietro nel tempo ed è una cosa veramente bellissima. È uno dei più bei complimenti che si possa fare a una città. E poi Italia, aggiungici, spero che GoPro riesca un attimo a non contraddirmi, i colori, le luci e le prime accensioni dei lampioni. Bello, molto bello. Wow, è l'amore. Quello che hai visto non è un CP, si chiama Staffordshire Bull Terrier. Mi è toccato giusto. Il cinquino verde. Guarda. È il mio paradiso perché trovi baracchine, i crepe, ovunque, pizzette, pucciate, là, di tutto, guarda. No, è pieno anche, guarda, tutte le pescherie che fanno i fritti, le cose. Italia è il paradiso, cioè del cibo proprio, cioè, sono capitato giusto? Guarda Italia, è che io non... Sì, guarda, tutta la... che ti fanno tutto il pesce, anche di là, la lampara, pesce, cioè, però non ha... sì, anche i tavolini da sederti. È che io mi sono già segnato i posti da fare, non è che posso fare 7 cene al giorno, capisci? Che bello vedere tutta la costa in fondo con le luci, stupenda. Qua. Da che parte? Non lo so, è tutto centro. Ma guarda tutto... le appine come quelle che c'erano in Sicilia, solo che queste sono più tuning perché le hanno messo. Che bello Italia, bellissimo, bellissimo. Come sempre posti imbroccatissimi al 100%, ripeto, non per lodarsi, ma noi li abbiamo scelti a caso, quindi è andata bene, ma questo è anche il frutto degli studi che abbiamo fatto su Google Maps, sulle recensioni, posti, questo e quello, insomma. Guarda, Pezzino. ma che manina, Dammi la mano. devi catarti le fidanzate per la manina, guarda che posti. Io devo fare i reportage, Dio. No, vieni qua, beh, almeno l'entrata, fammi vedere. Andiamo a vedere l'entrata del castello. L'entrata del castello. Io non ho vertigini oggi. No, oggi non ho vertigini. Guarda che bello questo scorcio Italia, lo scorcio. Cioè, sono uno scorcio, guarda che bello scorcio. Non posso dirti guarda che bei colori perché io li vedo in GoPro, sono diversi. Tipo anche questa parte qua è molto più accentuata sul giallino verde.
No, la realtà è ben diversa, la realtà è veramente molto più poetica di quanto la GoPro ti spaccia in questo video che stai guardando su YouTube. Beh, c'è una cosa che bisogna dire che Giacomo ha di bello, e danno l'unica per carità di Dio, è che vedi, lui fa la collezione delle calamite di tutti i posti dove andiamo, e questa è veramente una splendida collezione. E la cartolina che vuole sempre prendere ma non si fida dei postini. Esatto, le cartoline che consegna a mano, ma fa benissimo, perché ti dico, dalle nostre parti i postini prendono e buttano così nelle cassette a casaccio. Wow, oh, ragazzi, che bello, è così romantica, no? Romantica nel senso originario, letterario. Quante volte l'ho detto del termine? Cos'è che stiamo facendo? Sto guardando il cartello qui divieti di soste e parcheggio agli orari per capire se fare la multa o no all'alfa. Ma sì, fagliela lo stesso per sicurezza. Guarda, non sai neanche loro cosa fare. Ne tocca. Dai la mano. Cibo ovunque. Tantissimissimi, che bei locali, ragazzi. Stupendo. Veramente stupendo. No, non era dito, non ci chiede, e poi non capo me dei tanto, allora conta contando, 10 minuti. Ascolta, impara. Come te impari il veneto, ti faccio imparare anche il pugliese. Wow, le strade sono infinite, ragazzi. No, non è la sgridata. Oddio, il negozio di Natale. 110 giorni a Natale. Buono. Dov'è il countdown? Ah, lo scrivono ogni giorno col gesso, che bello. Che ansia. Give me spritz. Io hanno anche lo spritz. Allora, secondo i miei calcoli, esatto, questa dovrebbe essere la miglior puzzeria di questa zona di Puglia. Mo vediamo. Sono tutti con sto menù col QR, da noi no. Puzze, frise, insalate, bruschette, latticini, selezioni. Beh, Ale, guardiamo. Anzi, fammi una curiosità, perché in giro per il mondo non sanno che uno spritz non va fatto pagato come un cocktail. Difatti 5 euro uno spritz è una vergogna, cioè da noi costa tipo 2 euro. Pugliesi, tutto il rispetto, ma un spritz no, 5 euro, e un fritto misto nei camari fritti no, 15 euro, da noi 7 euro prendi un piatto che è impressionante, cioè grande come una casa. Volevo dire un'altra cosa, spero non vi faccia arrabbiare, ma in teoria no, in teoria dovreste apprezzare, che se io faccio i video con l'iPhone 8 di sera sono infinitamente migliori rispetto alla GoPro, però niente, devo godermi la vacanza e portarti qui con me quando è l'ora che ho voglia di parlare e di condividere, non star là con 50.000 dispositivi, fa, inquadra, eccetera, no, così, alla cazzo. E quella lì non è un'operatrice del benessere, è Alessia che si è messa distante a fumare perché sa che mi dà fastidio. Ok, questa è la famosa puccia, no, si vede, è enorme, no, guarda, è tanto enorme. E quindi non credo che farò la seconda cena, ma una cena sola. Buon appetito. Sì, è questo pane morbidissimo e fuori croccantissimo, che è strano, non sembra neanche pane, vero? Sembra tipo una pasta sfoglia, una roba particolare, molto buono. E il dentro appunto assorbe tutto il pozzo che ci metti dentro, la roba da pucciare. Stupendo, cioè oltre a me proprio, intendo. Guarda, libri antichi sopra, hanno messo le suore imbalsamate, ma non si può imbalsamare le suore, mamma mia. Che bello, bisogna leggere del ghiottone qua perché è strapieno di gente, quindi qua secondo me fanno bene. Perdiamoci, guarda che bello. Adesso Italia, magari qualcuno già lo sapeva che io queste vacanze le ho organizzate in base al cibo, quindi adesso devo fermarmi a guardare sto ghiottoni qua com'è. No, il ghiottone non aveva buone recensioni, quindi niente, andiamo a perderci per i vicoli. Che bella antica sull'Ummeria, che belli sti qua, Italia. Pare che sia tutto strano, ma da noi è diverso, no? C'è anche gli piccoli alimentari, eccetera, e non so, ha il suo fascino. Sì, molto suggestivo. Cosa? Gli spunzotti? Oh, ora Italia entriamo nel tipico, ma nel tipico ciuso, perché come che bello anche qua, come nei film, no? Non so se si vede in GoPro, sì dai, un po' si vede, con l'arcata, l'entrata. Sì, lì continua anche lì,
spettacolo, che spettacolo. Manca giusto il tipo col violino che canta come quella volta a Matera, che ovviamente ci siamo persi i video, quindi te la ridisegno, no, solo sulla base delle mie memorie e non posso mostrarti altro. Questo è un bar che ti dicono che sei seduto sulla storia, hai capito? No, perché io vorrei fare l'aperitivo qua su questo baretto un po' fricchettone, capisci? Tutte le robe un po' flu flu. O quello più da vecchi, perché è più giù ancora. Fa vedere. Italia, cosa dici? È meglio quello da vecchi con le seggioline comode o quello dai giovani con i trespoli alti? Perché tu sai che i giovani hanno sempre i trespoli. Ragazzi, ma dove è andato in Francia? Quel posto che c'era tutti gli yacht di miliardari, io mi chiedevo, ma chissà perché uno ha i soldi e va a fare sta vita di merda, stare in questo posto del cazzo. Ma cos'era? Strafamoso, Saint-Tropez, no? Io non riuscivo a capire. Cioè, questo posto è più o meno circa 1 milione di volte più bello di Saint-Tropez e non ci sono miliardari con gli yacht. Aveva fatto un mega flambé Italia, ma non credo che lo fa ancora. Nel dietro le quinte Alessia ha detto che ha apprezzato la pucce plurale. No, invece la cosa che percepisco, no, per raccontartela, insomma, per farti immedesimare anche te in questi posti, è questo desiderio proprio a 360 gradi, sia nel truccarsi, nel vestirsi e nell'allestire i negozi, ma anche a decorare le case, di questa voglia di migliorarsi, di apparire, no? Nel senso buono del termine, ovviamente, mentre da noi, per le nostre parti turistiche, c'è un po' quel tra virgolette accontentarsi, cioè dare il giusto, basta ciapaschei, hai capito? Mentre qua no, boh, vedo forse più concorrenza, non lo so, forse quello. Però io non posso prendere sempre amaretto, ce l'avevo anche in camper, adesso mi invento qualcosa, un cocktail, qualcosa. Nell'angolo, no, non si vede neanche, ecco, che peccato. Però fidati, sono nell'angolo, sto in qualche modo non vincendo le mie vertigini, che mancheria, anche perché è una roba fisica dovuta alle cervicali soprattutto, ma così ci sto giocherellando. Campeggiatori alla location, io do 10 a listino, don't touch bottom. Allora, no beh, non vedi, Alessia c'è un Long Island, io uno dei cocktail più checca di questo pianeta, con Malibu, lime e zucchero di canna pestato, diciamo il sour preparato, e un liquore frutto della passione. Poi immagina questo cocktail rosa e dolcissimo. No, una delle nostre missioni era trovare l'origano. L'origano tipico, no, questo è proprio locale, da Rinula, cos'era? Comunque proprio roba ultra tipica. Ecco il Giacomo che paga con i suoi soldini le cartoline. Giusto quella mezz'ora per fare i conti, però vabbè, insomma, dai. Salve, grazie, salutato, ringraziato. Ciao. Ciao, grazie. Vedi che c'hai sopra scritto, vedi i denti di chi sono. Quello dello squalo tigre. Squalo qualcosa, Ale. Guarda, un squalo, com'è? Tipo il squalo gattuccio che avevo pescato io, essiccato. Queste robe a destra un po' tipiche, a sinistra un po' meno le impalcature. No, guarda le statue dell'epoca, vedi? C'è uno legato là, devo fare tipo coso, no? Chi era quel che fa i scioperi della fame? Ah, Pannella. Per i piccioni Giacomo sopra. E qua, questi baretti simpaticissimi. C'è l'unico dente che era bello. E se puoi vedere le robe tipiche, vai sempre qua Alessia, perché ti porta sempre nelle periferie, sconde. Ma è una roba che ho notato, è tipica comunque di tutte le femmine, adesso non è che bisogna dire Alessia poretta. Però, guarda che razza dei edifici così sparsi in che periferie. Stai guardando dentro casa che altri? No, io direi che questa moda è privacy, uno non può neanche guardare come che gli arreda dentro. La maggior parte delle donne vanno nelle vie secondarie, non le centrali. Di solito le centrali hanno tanti negozietti, tocca fare shopping. Ho capito. Voglio andare ai negozi. Bello. C'è un po' da bruciato. Qualcuno qui Cucina come me. esatto, cucina come l'Alessia, che ha bruciato tipo del formaggio. Sì, la vuoi assaggiare? Perciò
Alessia che corre, non so neanche perché l'autobus alle 11 e io sto passando davanti a tutte queste friggitorie, ste robe qua che... Wow, sempre wow. Italia, scendiamo Gallipoli, non le abbiamo per niente reso un'ora con questi video fatti veramente alla cazzo, d'altronde scingano alla cotto, pure in letto che è tardi. Curiosità, i cartelli delle epigrafi, no? Quelli che mettono fuori al bar, eccetera, sai, dei poletti, dei vezzetti che muore, sono grandi più o meno 10 volte tanto i nostri. Che bello, quello è un ristorante sull'acqua, hai visto? No? La Blanza perché quella è una... Oh, guarda se non sembra tipo un giardino vederlo così. Però vale, che strano, no? Non so perché gli hanno messo quella specie di pianta lì. Tante crepe vedo, che non so se è una roba tipica, però ce ne sono veramente tantissime creperie. Ma quello che cati su Wish là, sì. Questo è uno dei locali trendy secondo me, dei giovani. Wow. Che bello vedere i camper parcheggiati così in centro. Adesso tu curati la toppa, io faccio finta di niente. Marcello. Quanta gente in Italia. Quanta gente. La toppa tipica a destra e la polizia locale tipica a sinistra. Hai visto? Color guardia di finanza. Non per me, devo documentare, cioè capisci? Vedi che dopo mi prendo sempre parole, cazzo. Guarda gente in quella gelateria, sta male, c'è infinito più movimento qua di Jesolo, sono le 11 quasi, eh? Sì, perché è più corta la strada e quindi è tutto concentrato. Ah, può essere, sì. Effettivamente Jesolo è un'isola pedonale infinita, è la più lunga d'Europa. Lui sta guardando. Ah, ciao, alla prossima!